Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Eurotrack Simulator 2, la Veneziani Trasporti continua. Allora raga, oggi ho deciso di fare Lille-Praga, quindi dalla France alla Czech Republic. 33.000 euro, una consegna urgente, sono 962 km. Partimus. La 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 da, na, na. Ah, muoviti a stronzo, muoviti. Ok. Sei molto stanco, bene, fa piacere. Sono già molto stanco prima ancora di partire, mi fa molto piacere. Ok. Ho capito, vaffanculo, da riposarmi subito, dai. Due balle. Ok. Perfetto. Dormi, 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 bel bambino, dormi e sogna nel lettino. Ok. Siamo qua in giro per Lille. Ok. Andiamo a prendere il rimorchio, andiamo a rimorchiare. Dai, muoviti, cazzo. Anche una consegna urgente, speriamo che col timer ci siamo, perché qua può anche essere non arrivo in tempo, perché comunque sono riposato, so perdo tempo per il cazzo. Ok. Che do coglioni, oh, sti semafori de merda. Ah, Dio santo. Dai, a stronzone. Non dare la Euro Goodies. Ok. Oh, non c'è nessuno in strada. 4 del mattino, non c'è sta nessuno. Ok. Devo arrivare venerdì, almeno venerdì alle 6. Oggi siamo... Beh, ce la dovrei fare, insomma. Teoricamente. Beh, un giorno, sì, dai. Se non devo più riposarmi. Ah, ragazzi, guarda che bello qua. L'alba. Manca ancora tanto, 833 km. Oh ragazzi, ho azzeccato il pronostico di Juve Toro, 3-0 è un rigore sbagliato, cioè non ho parole, un po' di culo del Comendone, ragazzi.
70 all'ora, lavori in corso, oh, coglioni. Lavori in corso, lavori in corso. Luxembourg, con Liegi. Prima stavo ascoltando un attimo Radio 105 perché posso sentire anche le radio italiane con la patch, con la mod là che hanno creato, non so chi. Però chiaramente non evito perché magari con i copyright, roba, non è il caso, però ascoltare lo Zoo di 105 intanto sei qua su Eurotrack è una goduria. Mamma mia, oh, qua rischio veramente di rimanere incastrato, cazzo. Ok, non ci sono. Oh, un aereo, ok. Dove siamo? A Schiphol. Siamo vicini ad Amsterdam. Sport, un aeroplano veramente a 1 millimetro è passato. No, non mi sembra di essere ad Amsterdam. Boh. Poi siamo al Bruxelles Airport. Tra poco ragazzi, ultima tappa, appena arrivo a 1000 visualizzazioni con l'ultimo che ho registrato. Scusate. Andiamo di ultima tappa, vediamo quanta gente ha voglia di vaneggiare con me in diretta. Chiaramente ragazzi, io il giorno stesso mando un messaggio su Facebook, chi c'è, chi non c'è, mi dispiace, ma purtroppo non è che posso programmare più di tanto con gli impegni che ho. Fare i girasoli, che belli. Guarda che bel paesaggio. Eh sì, forse era Liegi, era l'aeroporto di Liegi, boh, non lo so, un aeroplano così vicino, un nostro di merda proprio. Eh sì, qua proprio c'è Liegi qua a fianco, qua a destra. Macchina sta ferma. Comunque ragazzi, mi avete chiesto perché ho tolto lo specchietto di destra, perché mi sto sulle balle. Come faccio? Vado a sensazione, vado a intuito. Düsseldorf, Köln. Come al solito attraversiamo la Germania, che abbiamo visto, insomma, sta ferma macchinetta, qua che so mi... non sta a rompere i coglioni. Nessuno mi può superare, nessuno. Oh, oh, oh. Oh, che bello. Oh, vedi che però la barca non è nello stesso punto. Bella, bella sta cosa. Ero già passato di qua, mi ricordo. Ragazzi, salutiamo il Belgium e andiamo in Germania. Siamo in Deutschland. Deutschland. Bene. E ci sono nuvoloni minacciosi. Pioggia tedesca ragazzi. Qua in 10 secondi di registrazione sono successe 3 cose. Il cambio di nazione e la pioggia. Porca miseria. Sì, però ecco, magari come Doni Tragi Cristalli. Pioggia tedesca, pioggia cattiva. Ok. Abbaglianti non servono. La pioggia è bella, però soprattutto nei passetti di montagna è durissima, cioè il camion ma dove cazzo vuole purtroppo. Dovevamo arrivare entro venerdì alle 6 praticamente.
Speriamo presto in nuove patch. Speriamo in patch, ma io mi piacerebbe insomma vedere la vera Spagna. So, lo sogno, magari la Scandinavia, Svezia, Norvegia, con magari anche la neve, ecco, quello veramente il gioco diventa superlativo secondo me. Ragazzi, mancano 100 km, ormai siamo vicini a Praga e sono molto stanco. Perché non so, non voglio rischiare sinceramente di riposarmi perché non si sa mai. Visto che sono abbastanza stretto coi tempi, preferisco, ma piuttosto prendo la multa da 100 euro e chi se ne frega. A sinistra c'è Dresden. Ok. Noi andiamo dritti, noi andiamo dritti. Lo capito, sono stanco, dica problemi. Sbadiglio anch'io, mi ha fatto venire sonno qua. Ormai ci siamo, Praga Center, Praga Center. Oh, salutiamo la Deutschland, Deutschland. E siamo in Czech Republic. Siamo in Repubblica Ceca. Che bello. Sono le 15:40. Ho 89.000 euro perché ho fatto il super pieno e tutto va alla grande. Cazzo, pensavo per la multa. Qual è il limite? Oh, ma quale cazzo è il limite di velocità, minchione? Il limite è 80, minchia. Ok. Che qua mi ricordo che ho preso una multa, me la ricordo, la multona della Repubblica Ceca. Parasina, dai, 33.000 euro becco da sto viaggio. Dopo devo cominciare a fare un po' di viaggi da solo, senza registrare belli lunghi per farmi soldi, perché sennò veramente ci metto 30 anni. D'altronde con i video non posso fare video troppo lunghi, perché sennò veramente è una rottura di coglioni. 35 km, e poi tagliare non è una roba, cioè sì, si può tagliare, però occupa tempo e sinceramente ragazzi in questo periodo di tempo non ne ho tantissimo. 26 km, siamo arrivati, siamo arrivati, la. Voilà. Mi riposo, guarda, mi hai rotto il cazzo. Adesso vediamo se ho problemi, sono proprio curioso. Così mi faccio anche un'idea. Ecco, ho preso anche la multa, che bello. (17, 19, 20, 21, beh sì, tranquillissimo. Ok, così mi sono anche riposato, però la multa l'ho beccata lo stesso e vaffanculo. Per un secondo, porca di quella zoccola schifosa. E arriviamo di notte.
nel cuore della notte. Bella Praga di notte, ragazzi, quindi zoccolone a volontà, wow. Eh sì. Dopo il viaggio si va a zoccole cieche. Ah, oh, ma che sembrano? Guarda che buio, mamma mia. Siamo arrivati. Benvenuti a Pro. Ok. Rotonda. Ho trovato un'agenzia di lavoro, che bello, mi fa piacere. Tic tac, 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 tic tac. Ah, che viaggetto, fioi. Adesso vai di manovra. Dai, muovite. Non sopporti i semafori, che do coglioni. Siamo arrivati. Che bello, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ci mettiamo 32 ore. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Pa 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 ra 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 du 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 du. Ok. Abbiamo 122.000 euro. Salviamo il Games. Salviamo almeno su 3 cose, così siamo più tranquilli. Ecco, Nandro e Marco, Nandro mio amico, quindi... Ok, vediamo se mi ha aggiornato con le robe. Oh, figata. Che sporo, avrò tanti soldi. Perfettus. Ragazzi, anche sto viaggio è andato. 122.000 euro, livello 13. Un saluto dal Comendone. Ciao!